Next stop, un viaggio consapevole a bordo della linea 1, da San Silvestro a Sant'Angelo. Appena il vaporetto si stacca dal pontile di San Silvestro, si può ammirare lo splendido Palazzo Papadopoli, oggi Hotel Amman. Per gli amanti del gossip, qui si sono sposati Amal e George Clooney. Di fronte si staglia il grandioso Palazzo Grimani, sede della Corte d'Appello. Le dimensioni delle aperture delle porte e delle finestre sono frutto di una promessa d'amore fatta da un Grimani ad una Tiepolo di cui era innamorato e il cui padre negava le nozze dal momento che il pretendente non possedeva alcun palazzo sul Canal Grande. Il giovane fece costruire un edificio con finestre più grandi della porta principale della residenza del futuro suocero, che abitava sull'altra sponda del canale. Cosa vedere nelle vicinanze? Palazzo Pesaro Orfei è conosciuto come Palazzo Mariano Fortuny ed ospita l'eredità di questo meraviglioso artista, scenografo, costumista e, tra l'altro, anche inventore del plissé. La sua dimora ospita ancora oggi i suoi materiali di lavoro, la sua collezione di opere e alcune creazioni, oltre che essere sede temporanea per la Biennale. Fatevi una passeggiata fino a Campo Sant'Angelo, dal quale potrete ammirare il campanile a storto della chiesa di Santo Stefano. Next stop, San Tomà.